Nell'autunno, in questo autunno in particolare, in cui il mare si è riscaldato così tanto, dobbiamo purtroppo aspettarci eventi di questo tipo. Di fenomeni come il vento e la grandine del 18 agosto sul Levante Ligure ne vedremo ancora. È chiaro il fisico del clima Antonello Pasini. Le estati sono sempre più interessate da feroci anticicloni africani, il mare si scalda moltissimo e al primo contatto con correnti più fresche il meteo si ribella. L'energia e il vapore acqueo dato dal mare fa sì che si creino queste nubi temporalesche estremamente forti che portano poi a disastri, a grandinate estremamente forti, ad alluvioni lampo e cose di questo tipo. Pasini elenca tre cause: fenomeni più violenti e frequenti a causa del cambiamento climatico, territori più fragili poiché troppo antropizzati e infine l'esposizione, cioè il mettersi in luoghi dove non si dovrebbe stare. Se andiamo a fare un abuso e costruire una casa nell'alveo di un fiume, non possiamo lamentarci poi se l'alluvione lampo ci porta via tutto quanto. Come evidenzia nel libro L'equazione dei disastri, Pasini mette in luce la dinamica umana. Gas serra, deforestazione e cattivo uso del suolo stanno causando i problemi di oggi. Ma non è una cattiva notizia, spiega. Se il cambiamento climatico fosse stato solo naturale, non avremmo potuto far altro che difenderci. Così invece possiamo ancora intervenire. Da un lato dobbiamo adattarci perché questi fenomeni ce li terremo anche per il futuro, fare degli invasi, una serie di cose che vanno fatte. Dall'altro canto però dobbiamo evitare di andare verso scenari peggiori in cui sarebbe praticamente impossibile adattarsi. Un recente rapporto delle Nazioni Unite sottolinea che stiamo raggiungendo i limiti dell'adattamento. Se non facessimo nulla per il riscaldamento globale, i nostri ghiacciai alpini a fine secolo perderanno probabilmente il 90% della loro estensione e del loro volume. Insomma, investiamo sulla cultura del rischio, conclude il climatologo. Bisognerebbe insegnare a scuola cosa si deve fare quando ci si trovi in eventi estremi, così come i giapponesi insegnano cosa fare durante il terremoto.